benvenuti. Oggi è domenica 18 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:23. La luna sorge a mezzanotte e 15 e tramonta alle 9:50. Oggi si celebra Santa Marina. Il nome Marina ha origine latina e significa appartenente al mare. Il suo numero fortunato è il 7, il colore è il blu, la pietra lo zaffiro e il metallo l'argento. Un piccolo suggerimento: la buccia di banana può essere utile per pulire l'argenteria e le scarpe di cuoio. Rimuovete i residui del frutto dall'interno della buccia e strofinate sulle scarpe o sull'argenteria. Dopo aver finito, lucidate con un panno morbido. Solo che, se invece di ottenere argenterie e scarpe scintillanti finissimo per avere oggetti appiccicosi e profumati di banana, sicuramente non è il massimo dell'eleganza. In fondo abbiamo a disposizione una vasta gamma di prodotti appositamente creati per lucidare l'argenteria e dare una nuova vita alle nostre scarpe di cuoio. Facciamo gli auguri al friulano Fabio Capello, che oggi festeggia 77 anni. Ex calciatore della nazionale, con la quale nel 1973 ha segnato lo storico gol del primo successo italiano in Inghilterra. Ha avuto una carriera ancora più vincente come allenatore, soprattutto alla guida del Milan. Buon compleanno anche a Sir Paul McCartney, oggi 81enne. Con i Beatles ha riscritto la storia della musica leggera negli anni 60. Dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso una carriera solista che non si è mai fermata. L'ultimo suo album risale infatti al 2020. Infine auguri all'attrice ed ex modella Isabella Rossellini. Per lei le candeline oggi sono 71. Nata dal matrimonio tra l'attrice svedese Ingrid Bergman e il regista Roberto Rossellini, è diventata famosa anche come testimonial di prodotti di bellezza. Ha avuto una relazione con lo scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo. Dopo 8 ore di scontri, l'uomo che dominava la Francia venne sconfitto e costretto a rinunciare al suo trono. Il 18 giugno del 1815, nelle vicinanze di Bruxelles, ci fu l'epica sfida tra l'esercito francese e i principali paesi del continente, guidate dal duca di Wellington. Ci troviamo di fronte alla leggendaria battaglia di Waterloo, l'evento che segnò la caduta di Napoleone Bonaparte. Le ricerche di un'università americana hanno dimostrato che i pesci non hanno la memoria corta come si crede. Sono infatti capaci di ricordare le informazioni per ben 5 mesi. Preparatevi, perché è giunto il momento di svelare i segreti dell'universo con l'oroscopo di Marco Amato. Buona domenica ai 12. Luna e Sole congiunto. Oggi è il giorno dedicato alla luce. Ariete. La giornata di oggi prevede un Sole e una Luna congiunti, corroboranti e ricchi e carichi di energia, anche un'energia fortemente passionale. Toro, la giornata di oggi prevede una Luna e un Sole congiunti proprio nella vostra seconda casa. Buone notizie e prospettive di progetti di entrate economiche che hanno a che fare con l'immobiliare o con un progetto veramente importante. Gemelli, la giornata di oggi prevede il Sole e la Luna congiunti nei vostri gradi, un Mercurio che ne gode pienamente e finalmente i Gemelli possono dichiarare che è aperta la loro stagione, anche se il Sole sta uscendo dai vostri gradi e quindi tecnicamente saremo alla fine. Finalmente vi sentite tornati dentro voi stessi con una meravigliosa energia. Cancro, giornata molto interessante proprio perché Saturno e il Sole stanno avvicinandosi a suggerirvi qualcosa che potrebbe cambiare la vostra vita. Forse dentro di voi c'è tutto il coraggio per fare quel salto o quel taglio che da tempo oramai sentite essere necessario. Leone, Marte e Venere congiunti con l'appoggio questa volta di un Mercurio che vuole dare nuove possibilità di applicazione a tutto quanto, è veramente fantastico. Oggi con calma riuscirete a esplicare e a parlare con il partner e i familiari delle vostre volontà. Vergine, la giornata di oggi prevede sempre il vostro caro Mercurio un po' nemico, migliora però un po' la situazione con Luna e Sole congiunto in quadratura, che però vi fanno optare per un sano ritiro di riposo che vi rimette in pace, soddisfatti peraltro di aver condotto una settimana molto produttiva. Bilancia, Sole e Luna congiunti oggi vi danno una sferzata di energia come non la ricevevate da tempo, ebbene sfruttatela
godetetela e siate felici di incontrare qualcuno che si rivelerà molto importante per voi. Scorpione, non sottovalutate il fatto che seppure siete stanchissimi e provati, anche una domenica potrebbe essere sorprendente, una domenica qualunque penserete voi oggi e invece no. Sagittario, la giornata di oggi prevede l'opposizione di ben 3 astri, vi scarica un po' di energia, ma voi proprio non ci state, anche perché le congiunzioni di luce, come il Sole e la Luna, riscaldano un po' il vostro cuore e vi fanno desiderare libertà, amici e spensieratezza. Capricorno, la giornata di oggi prevede una certa serenità, probabilmente passerete una domenica in maniera rilassata. È un weekend da dedicare soprattutto ai familiari e agli affetti primari. In amore, ottimo. Acquario, la giornata di oggi è una giornata assolutamente piena di energie. Finalmente state meglio e siete meno oberati psicofisicamente da tutta una serie di cose. Approfittatevene per dedicarvi a qualcosa di trascurato, a qualche amico, a qualche acquisto che morivate dalla voglia di fare. Pesci, giornata oggi che promette un armistizio con i pianeti che per ora vi danno contro. Potrebbe essere una domenica in cui vi rilasserete e in cui valuterete che, come sempre, domani è un altro giorno e quindi nella vostra dolcezza animistica sarete un po' più morbidi nel valutare il vostro futuro, non proprio dividendolo col partner proprio per come lo immaginate. Era il momento più buio da quando Hitler aveva dichiarato guerra al mondo intero, ma c'era qualcuno che rifiutava di arrendersi e quel qualcuno era nient'altro che Winston Churchill, il primo ministro britannico. Il 18 giugno del 1940, con la potenza delle sue parole, Churchill riuscì a infondere coraggio e determinazione in un'intera nazione, guidandola verso la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Less is more, tradotto alla lettera significa meno è di più. Ha origini nel mondo dell'architettura, dove si cercava di creare edifici essenziali, ma non finisce qui. Questa filosofia si è diffusa anche in altri settori, come quello dell'abbigliamento. Potete applicarla anche alla vostra vita quotidiana. Concentratevi sulle cose che davvero contano. C'è un vecchio proverbio siciliano che incarna lo stesso spirito: usu vecchio e como manganti. Insomma, cercare sempre il di più può portare gli stessi problemi di chi ha di meno. Non perdetevi neanche un istante, trovate tutte le puntate e i contenuti su Sicilia Play, il nostro canale YouTube. Oggi vi parlerò di una figura davvero speciale, Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e delle infermiere. Durante un periodo della sua vita ha digiunato così tanto da perdere metà del suo peso, segno del suo profondo disagio interiore. Nonostante fosse molto debole fisicamente, si è dedicata alla cura di malati gravi e contagiosi. Lei stessa era afflitta da una strana malattia che la faceva sembrare molto più vecchia della sua età. Ma c'è di più. Fin da bambina Caterina aveva visioni mistiche, le stigmate e la morte avvenuta a soli 33 anni simboleggiano il profondo legame con la passione di Cristo. Ci salutiamo con la frase del giorno: si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. L'appuntamento a domani con una nuova puntata. Un bacio dalla vostra Naomi.